Ancora un buongiorno a tutti voi e ben trovati a questo appuntamento in diretta con A voi la linea per approfondire i principali temi di questa giornata. Su tutti c'è quello dell'accoglienza dei profughi ucraini che stanno scegliendo principalmente come punti d'ingresso nel nostro paese i valichi di Fernetti e di Coccao. A Trieste in prefettura è in corso un vertice proprio dedicato a questo tema e allora ci colleghiamo in diretta con Andrea Pierini. Buongiorno da Piazza dell'Unità d'Italia e si è concluso intorno a mezzogiorno il vertice convocato dal prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, con i colleghi di Udine, Massimo Marchesiello, di Gorizia, Raffaele Ricciardi e di Pordenone, Domenico Lione, alla presenza tra gli altri anche dell'assessore, del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha la delega alla protezione civile, per parlare dell'emergenza ucraina. Cosa sta succedendo nel paese? Lo sapete, c'è stata l'invasione dell'esercito di Putin, della Russia, per cercare di conquistare quanti più territori possibili, un'invasione iniziata praticamente una settimana fa. Si parla di 900 profughi che potrebbero arrivare nei confini dell'Unione Europea e dunque anche l'Italia si sta coordinando per riuscire a dare un'accoglienza a queste persone. In realtà c'è un flusso più o meno costante sui confini di pullman, di corriere e di macchine con all'interno donne, bambini e uomini over 60, perché la fascia 18-60 invece chiamata alle armi e non può lasciare il paese. E dunque è un flusso costante, ma al momento sono persone che hanno già un luogo dove andare, hanno amici, parenti che possono ospitarli e dunque di solito non fanno richiesta per un'accoglienza, anche se c'è qualche famiglia che ovviamente ha manifestato un po' di difficoltà perché magari l'appartamento è piccolo e dunque hanno bisogno di spazi più grandi. Questa è la situazione al momento sui confini. Il Friuli Venezia Giulia dunque è luogo di transito, si stima che da domenica a ieri, quindi domenica, lunedì e martedì, siano circa 1 migliaio i mezzi, le persone transitate, la polizia di frontiera in compagnia col supporto dell'esercito nell'operazione che di presidio dei confini ovviamente ferma quante più vetture possibili e registra gli accessi e la destinazione della persona. Sono dati statistici perché chiaramente il popolo ucraino, chi è in possesso di un passaporto biometrico, ha tutto il diritto di entrare e restare in Italia per 90 giorni e poi eventualmente può fare la richiesta per la protezione internazionale, una procedura che abbiamo imparato a conoscere. Oggi c'era anche un incontro tra la conferenza delle regioni guidata da Massimiliano Fedriga. Il tema Ucraina non era all'ordine del giorno, se ne è però parlato. Perché non era all'ordine del giorno? Perché chiaramente il governo sta predisponendo le strutture per quanto utilizzando la struttura della protezione civile e coordinando tutte le regioni a livello centrale. Il Friuli Venezia Giulia in questo senso, l'aveva già annunciato il vicepresidente Riccardo Riccardi, sta lavorando, è pronta a partire per 2 paesi, e quindi la Slovacchia e la Moldavia, dove allestire eventualmente campi di accoglienza per i profughi, ma anche gestire e smistare l'aspetto farmaceutico, quindi l'aspetto sanitario per chi dovesse averne bisogno. Questa è al momento la situazione, come vi dicevo, dopo il vertice che si è concluso intorno alle 12 del prefetto. Durante l'incontro si è parlato anche di dove eventualmente collocare i possibili profughi che dovessero fare richiesta di accoglienza in Friuli Venezia Giulia. Si cercano appartamenti, entità immobiliari comunque piccole. Molti albergatori hanno già dato la disponibilità a dare gratuitamente le strutture, insomma la macchina della solidarietà. Del resto lo sappiamo, il popolo friulano e anche quello giuliano è sempre pronto ad accogliere e dare ospitalità a chi ha bisogno, si è messa in moto e sta ovviamente rispondendo prontamente all'emergenza, anche perché va detto, il popolo ucraino è un popolo fiero che sta combattendo contro l'invasione russa e chi viene in Italia ha già detto che non vuole restare, vuole tornare a casa perché l'Ucraina è il loro paese, è la loro casa e loro non la vogliono abbandonare. Questo è quanto, ovviamente maggiori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Se non ci sono domande da studio vi restituisco la linea.
Grazie allora ad Andrea Pierini, che risentiremo per tutti gli aggiornamenti. Noi intanto andiamo da Daniele Micheluzza per parlare di una realtà sempre più attenta alla sostenibilità per quanto riguarda sia le sedi che gli impianti. Ci riferiamo a Gesteco, realtà del gruppo Luci, che offre servizi integrati per l'ambiente e che ha annunciato che la provenienza dell'energia elettrica sarà garantita al 100% da fonti rinnovabili. Buongiorno da Povoletto, siamo nella sede del gruppo Luci assieme al presidente Adriano Luci, perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda Gesteco sull'approvvigionamento, possiamo così dire, dell'energia elettrica green. Ecco presidente, quali sono le novità? Noi ci siamo assicurati per l'anno 2022 e poi a seguire l'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili, quindi fonti rinnovabili certificate. Questo è il primo passo. Il secondo passo è rendere tutti i nostri impianti, tutte le nostre sedi autosufficienti sotto l'aspetto della produzione energetica, perché come vediamo il tema non è un tema, diciamo, non è semplice e soprattutto sta creando le condizioni per una disparità sul mercato. Qual è il vostro fabbisogno e come farete a rendervi green al 100%? Allora, noi non siamo energivori, però diciamo, la bolletta è comunque importante. Noi stiamo lavorando sul fronte della sostenibilità e della circolarità e quindi stiamo applicando dei processi che ci consentano di non sprecare nulla, di recuperare i materiali nel maggior modo possibile e soprattutto con la miglior qualità possibile al fine di costruire una circolarità significativa, una circolarità vera e che consenta di non scartare e consenta soprattutto di accompagnare i nostri clienti in questo processo, che non è un processo facile, ma è un processo che dobbiamo senza dubbio attuare, perché come vediamo altrimenti le problematiche sono molto complesse. E dobbiamo partire anche dal presupposto che le materie prime sono sempre più carenti e soprattutto vengono da altri paesi, quindi dobbiamo creare proprio le condizioni, no? Al fine di essere autonomi per alcuni aspetti e laddove non lo possiamo essere comunque non sprecare nulla. Questa energia rinnovabile al 100% da dove arriva? Ma le fonti rinnovabili prevalentemente sono quelle legate al sole e alle biomasse. Anche questo è una provenienza importante perché il mondo delle biomasse è un mondo che si sta incrementando in modo importante e credo che anche lì ci possa essere la possibilità, insomma, di ottenere dei buoni risultati. Ecco, per me da imprenditore credo sarebbe auspicabile anche lanciare un messaggio, no? Perché invece di andare a occupare terreno vergine, terreno che potenzialmente può essere dedicato all'agricoltura, perché poi vediamo, no, gli approvvigionamenti quanto complessi poi diventano, noi dovremmo tutte le fabbriche coprirle con il fotovoltaico. Io credo che se nei prossimi anni riuscissimo a fare una politica, no, a livello di paese, dove prima di occupare spazio verde occupiamo i tetti di capannoni già esistenti, probabilmente possiamo ottenere un buon risultato. Non dimentichiamo poi anche che i molti impianti di fotovoltaici costruiti sul verde di potenza importante, di fatto poi sono stati per buona parte ceduti a aziende tedesche piuttosto che francesi, quindi oltre che al danno secondo me anche la beffa. Ecco, un tema molto importante anche in questi giorni, insomma la guerra chiaramente ha condizionato tutto anche sul fronte dell'approvvigionamento, in particolare del gas. Ecco, su questo quanta preoccupazione c'è anche da parte sua degli imprenditori? Ma molta, perché sta scardinando un po' tutto il meccanismo dei costi aziendali e non è facile poi questi ribaltarli sul mercato. Io credo che questa situazione stia vanificando quello che è il PNRR che ha previsto, diciamo, una quantità di denaro importante da immettere nell'economia, ma con questa situazione probabilmente verrà assorbito diciamo, dai maggiori costi che sappiamo poi di fatto dove vanno a finire. Ecco, qua questa ricaduta, insomma, sulla nostra economia quanto può far male? Insomma, siamo agli inizi di questa guerra, ma insomma, diciamo che le sensazioni non sono positive. Sarà una guerra lunga forse? Ma auguriamoci di no. Ovviamente la situazione è particolarmente delicata e credo che l'impatto sarà un impatto che peserà nel tempo e soprattutto
in termini di sfiducia anche, no? In termini psicologici se vogliamo per le persone in primis e poi in termini economici perché comunque la nostra regione ha interessi importanti verso quei paesi e di conseguenza metterli in difficoltà credo che sarà uno dei problemi dei prossimi tempi. E, se posso dire poi riferito a quello che è quello che sta avvenendo, mi domando dove eravamo fino ad oggi, no? Com'è che questo ha potuto organizzarsi in tutti i modi senza che nessuno potesse pensarci e dire nulla. E credo che questa sia l'occasione, forse anche unica, per far sì che si possa comprendere quanto importante è la comunità europea, quindi l'Europa, e se effettivamente esiste una comunità europea unita e compatta. Sì, domande giuste da porsi anche queste. Grazie ad Adriano Luci, presidente del gruppo Luci, per essere stato con noi. Da Povoleto è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele, per noi una piccola pausa, a tra poco. Andiamo in fiera a Pordenone per la cui rinascita si riparte da Orto Giardino per la 41esima edizione che è in programma dal 5 al 13 marzo. Sono previsti oltre 300 espositori su oltre 20.000 metri quadrati. Presidente, Orto Giardino una nuova primavera, appuntamento dal 5 al 13 marzo, la rinascita della fiera. Sì, la rinascita di tutte le fiere, perché si riparte finalmente dopo la pandemia che per 2 anni ha chiuso tutte le fiere in Italia. Noi a Pordenone ripartiamo con quella che è la nostra corazzata delle fiere del pubblico. Grandissimo spolvero per questa manifestazione, novità che non introdurrò ora, introdurrò poi magari nella presentazione alla stampa, ma diciamo che sia per gli arredi, per i giardini, così anche come il Festival dei Giardini è rinnovato in tutto perché c'è una nuova ripartenza con tanta voglia di stare insieme, tanta voglia di verde in piena sicurezza, perché così i nostri visitatori sia del Triveneto sia quelli che vengono poi anche dall'estero, perché dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia, compatibilmente con i periodi e quindi con i problemi che sorgono e che sono sorti in questi ultimi giorni, noi aspettiamo una grandissima partecipazione. Quanti espositori per esempio sono attesi? Quasi 300 espositori, 20.000 metri quadri, 8 padiglioni pieni, così come anche all'esterno un sacco di novità da vedere e un sacco di novità da gustare, proprio novità che abbiamo introdotto da quest'anno, perché ripartendo vogliamo anche dare un qualcosa in più, un'occasione in più per venire in fiera a Pordenone in piena sicurezza. Presidente, questa potrebbe essere anche l'occasione per paventare un bilancio, no? Una prospettiva insomma di crescita di questa fiera nel 2022. Ecco, che aspettative ci sono? Allora, le aspettative sono alte come ogni anno, perché ciò che noi cerchiamo ogni anno è di alzare l'asticella, non per questa società che è solida e ottima, ma per tutto il territorio. E quindi per quest'anno abbiamo buonissime prospettive, abbiamo dovuto spostare in avanti alcune manifestazioni ma non ne abbiamo cancellata alcuna, proprio per dare la possibilità a tutti di presentare i propri prodotti, di presentare siano essi aziende, siano essi privati o piccoli artigiani. Per noi è importante per il territorio quindi portare il nostro contributo come espositori all'interno di un panorama ampio che è quello italiano, ma le eccellenze vengono qui, vengono a Pordenone, vengono in questi perché siamo la porta dell'est e quindi per noi il bilancio è assolutamente positivo. La prossima fiera, una fiera importante, che è una fiera legata invece alle aziende, all'industria, il nostro Expo è già sold out, quindi tutto pieno, e ci aspettiamo che le aziende ripartano anch'esse in piena sicurezza perché tutti ne abbiamo bisogno. Questi venti di guerra vi spaventano? Non spaventano noi, spaventano me come imprenditore. Noi siamo pronti a supportare le aziende, ma come imprenditore devo dire che questi venti di guerra potrebbero in maniera assolutamente repentina portare a conseguenze ben più gravi. Quelle di adesso sono già importanti, che sono il fermo delle esportazioni, il blocco con queste misure che si devono prendere nei confronti di un aggressore, ma che indubbiamente non fanno bene alla nostra economia, alle nostre aziende.
La storia della famiglia De Claricini in Friuli sarà raccontata in un libro che verrà presentato venerdì dalla Fondazione De Claricini Don Parker a Moimacco. Siamo con Oldino Cernoia, presidente della Fondazione De Claricini Dorn Packer, che questo venerdì presenterà una pubblicazione proprio dedicata alla storia di questa famiglia nobiliare in Friuli. Sì, venerdì presenteremo questo volume che è stato curato da Liliana Carnielutti, professor Andrea Zannini e il sottoscritto, edito anche dalla Forum, che è l'editrice universitaria, sulla storia della famiglia De Claricini Dorn Packer in Friuli. Una famiglia che arriva a Cividale del Friuli nel 1200, si insedia a Cividale e poi dopo si espande su tutto il territorio. Costruisce una villa nel 1670 qui a Bottenico di Moimacco per curare i suoi interessi economici e agrari. Però è una famiglia che grazie ai suoi matrimoni e alle unioni che è riuscita a creare nel tempo si è espansa fino a Gorizia, nella contea di Gorizia. Tanto è vero che alcuni rappresentanti della famiglia De Claricini Dorn Packer hanno anche governato la città di Gorizia. Questa famiglia ha avuto un ruolo notevole sul territorio del Friuli orientale. Qui a Bottenico noi abbiamo la villa, come ho detto, una villa seicentesca che un po' rappresenta il valore culturale che la famiglia voleva dare al casato, cioè una famiglia che principalmente era anche dedita allo sviluppo culturale del territorio. Su questo abbiamo innestato anche i 50 anni della fondazione l'anno scorso, che è una fondazione che è nata nel 1971 per volere testamentario di Giuditta De Claricini e che ha come scopo quello di dare al territorio un profilo di alto profilo culturale coniugato anche a quello che è la gestione della sua azienda agricola. Effettivamente la famiglia per raggiungere lo scopo culturale ha pensato bene anche con un mecenatismo che oggi è un po' raro di donare tutta l'azienda agricola alla fondazione in modo tale che questa potesse avere il sostentamento economico per le sue finalità. Per festeggiare e celebrare degnamente questo 50° anniversario abbiamo pensato a quello che era il collegamento culturale della famiglia che è nata ovviamente già nel 1400 con l'edizione del codice dantesco del 1466. L'anno scorso abbiamo potuto così svolgere oltre 65 eventi di carattere sempre culturale, concerti, teatro, conferenze, mostre d'arte moderna e mostre dei codici antichi. Tanto è vero che al Museo Archeologico Nazionale di Cividale, con la quale abbiamo una fattiva collaborazione, abbiamo anche potuto far vedere i codici danteschi del Friuli Venezia Giulia, il cui unico codice pubblicato in Friuli è quello dei De Claricini. Noi abbiamo tutta una serie di iniziative nel 2022 che riguardano ovviamente aspetti culturali legati a quello che è la valorizzazione del nostro territorio, la valorizzazione di alcuni eventi particolari come quello di Pasolini, ma non solo. Quindi avremo delle mostre fotografiche, delle mostre d'arte, avremo una serie di conferenze, avremo anche tutta una serie di iniziative legate all'enogastronomia, perché come ho detto prima abbiamo un'azienda agricola, tutta una serie di eventi, la prima e la terza domenica di ogni mese, da qui al mese di novembre. A Pontebba ritorna il grande hockey su ghiaccio con l'arrivo della nazionale e l'impianto si rinnova. Tutte le novità con Alexis Sabot. Ci troviamo a Pontebba, al palaghiaccio, c'è un po' di movimento, ma tra poco inizieranno dei lavori all'impianto. Ne parliamo con Walter Bonatti, che è il responsabile dell'impianto in previsione degli playoff. Che cosa cambierà?
Sì, buongiorno a tutti, agli amici di Telefriuli. Sì, siamo qui al nostro palaghiaccio e ancora per 10 giorni sarà possibile pattinare qui da noi, dopodiché inizieremo con dei lavori in previsione del grande evento del prossimo anno che sono appunto gli EIOF. Durante questi giorni di gara qui ospiteremo le gare di short track e di pattinaggio artistico, quindi abbiamo bisogno di fare un restyling al nostro bellissimo palaghiaccio. E poi ritorneranno anche? Sì, avevo anticipato prima ad Alexis che a fine aprile tornerà il grande hockey qua a Pontebba, finalmente dopo anni di digiuno da questa bellissima disciplina che durante gli EIOF verrà ospitata a Udine, mentre qui proprio a fine aprile, verso il 27-28, ci saranno 2 incontri della nostra nazionale che soggiornerà qua in valle per un ritiro pre-mondiali. I mondiali dell'hockey si disputeranno in Slovenia e quindi la nazionale italiana ha scelto Pontebba quale sede per questo ritiro e farà un trittico, un triangolare con la Francia e con la Corea. Quindi un bel richiamo turistico anche per voi. Certo che sì, speriamo di riavere il grande successo che abbiamo vissuto con le Aquile qualche anno fa. Quindi diciamo la struttura, l'impianto come cambierà con i lavori? Ma grandi cambiamenti non ci saranno, ci sarà semplicemente un restyling generale, un rinnovamento di tutti gli impianti, delle luci, dell'audio, insomma sarà rimesso a nuovo per questo grande evento. Com'è adesso invece il movimento qui a Pontebba per quanto riguarda l'afflusso anche di persone che vengono qui nell'impianto per pattinare? Sì, allora abbiamo avuto una stagione stupenda come per tutta la montagna friulana, grazie anche alla neve che è venuta presto, grazie alla nostra pista di fondo che ha portato numerosi turisti e anche il palaghiaccio di conseguenza ha avuto una bellissima stagione. Purtroppo anche noi abbiamo risentito dei costi dell'aumento dei costi elettrici e quindi abbiamo dovuto anticipare di qualche settimana la chiusura perché i costi non ci permettono insomma, di stare dentro con le spese. Quindi anche 2 anni di pandemia, oltre ai costi attuali dell'energia, naturalmente vi hanno messo in difficoltà. Il palaghiaccio è stato chiuso, immagino, durante il lockdown. Sì, durante il lockdown l'anno scorso praticamente è stato chiuso tutta la stagione, abbiamo aperto praticamente un mese solo. Quest'anno invece abbiamo avuto la possibilità di pattinare regolarmente, le nostre squadre di hockey, di pattinaggio di artistico, di short track hanno ripreso gli allenamenti, abbiamo avuto gli ospiti delle squadre austriaci allenarsi qui da noi puntuali, quindi dal punto di vista della fruizione è stata una stagione ottima come numero di presenze. Chiaramente i costi sono raddoppiati e quindi queste sono le nostre difficoltà attuali. Però c'è una zona benessere nuova, mi dicevi. Esatto, abbiamo investito in una palestra, abbiamo investito in una nuova zona benessere che speriamo di andare a inaugurare a breve e quindi diciamo che questa nostra struttura vuole diventare una struttura usufruibile 365 giorni all'anno. Quindi palestra e poi? Palestra, zona benessere con la sauna, con una piccola vasca idromassaggi, quindi un ulteriore passo verso un di più che cerchiamo di dare ai nostri turisti. Bene, io ringrazio Walter per la disponibilità, ringrazio Paolo Bassi per le riprese, da Pontebba è tutto. Ed è tutto anche per questa puntata di A Voi la Linea che torna domani alle 12:45. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.